Parliamo di alcune problematiche che ci sono qui a Portogruaro con Riccardo Rodriguez, consigliere comunale della lista Portogruaro più. Allora, incominciamo con la questione del Tribunale di Portogruaro. Quest'estate il sindaco Bertoncello, su istanza di un noto parlamentare locale del Partito Democratico, si è recato a Roma presso il Ministero della Giustizia per spiegare come, nel caso di Portogruaro, ci fossero le condizioni per mantenere aperto il nostro tribunale. Oggi sappiamo che il tribunale di Portogruaro verrà accorpato a quello di Pordenone. Questo finale era prevedibile secondo te? E soprattutto voi dell'opposizione, consigliare, siete pentiti del manifesto che avete fatto esporre nelle vie di Portogruaro, dove si ringraziava in maniera sarcastica il sindaco Bertoncello perché ci aveva fatto perdere il tribunale? Dunque, il trasferimento purtroppo, nostro malgrado, del Tribunale di Portogruaro in quel di Pordenone è una cosa grave perché Portogruaro andrà a perdere un altro servizio. In questi anni abbiamo perso molti servizi e quindi questa purtroppo è una strada senza ritorno, anche se qualcuno spera all'interno della Camera degli Avvocati che si possa in qualche modo negli anni, entro i 5 anni previsti dalla legge, fare in modo che il Tribunale possa essere accorpato alla sede più naturale, che sarebbe quella di Venezia. Così non sarà, perché il decreto parla chiaro. Quanto ai manifesti che noi qualche mese fa abbiamo messo come opposizione, noi all'epoca eravamo ancora all'interno del PDL, io, Mascarin e Corleanò, non ci siamo pentiti di questo perché all'epoca volevamo già far capire alla cittadinanza che Bertoncello sapeva come sarebbe andato a finire questo film, cioè sapevamo, sa- sapevamo e sapevano loro soprattutto cosa sarebbe successo del Tribunale di Portogruaro, anche se attraverso il deputato del Partito Democratico Martella e lo dico con dolore, anche il senatore Paolo Scarpa Bonazza Buora sapevano tutti e due, visto che oggi il governo nazionale è retto dal PD, PDL e UDC, sapevano tutti e due in realtà come sarebbe andata a finire questa storia, quindi questo è doppiamente grave per noi. E allora, visto che diciamo, la sorte del Tribunale di Portogruaro è segnata, ritieni che adesso i tempi siano maturi per trasferire la biblioteca di Portogruaro da Villa Comunale a Palazzo Venanzio? Sarebbe un segno di civiltà, sarebbe un segno di crescita culturale per la città ed è una cosa per la quale se c'è possibilità di spingere in questo senso, noi, parlo a nome del nostro progetto civico, poi volevo fare una correzione rispetto alla tua premessa, cioè noi non siamo una lista civica, perché in quanto noi siamo stati eletti nel 2010 nelle file del PDL, noi stiamo costruendo un progetto civico, quindi sarebbe più corretto dire che noi apparteniamo a un progetto, per il momento apparteniamo a un progetto civico. Quando nel 2015 ci presenteremo agli elettori, allora potremo parlare di lista civica di Portogruaro più. Comunque noi cercheremo di spingere il più possibile questo percorso, perché sarebbe finalmente ora che la biblioteca comunale venisse spostata.